Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Gli atleti e le atlete hanno già iniziato a scendere in pista. Si è cominciato con il curling, a seguire l'hockey e lo snowboard. Nel curling grande emozione per la medagliata Stefania Costantini. La cortinese ha sottolineato come non vede l'ora di iniziare, aggiungendo come l'essere a casa le dia una spinta ulteriore. Contenta perché lei e il suo partner nel misto avranno ovviamente il tifo dalla loro parte, con gli italiani che finalmente potranno vedere un curling di alto livello da vicino. Intanto è ormai pronto tutto quanto richiesto dal Comitato Olimpico per garantire la sicurezza sanitaria durante il periodo di gara. È un anno che ci lavoriamo su quella che è la sicurezza sanitaria per quanto riguarda le Olimpiadi, e parlo di atleti e di famiglia olimpica, una macchina che si articola con la presenza dei professionisti nei luoghi di gara, quindi Tofane, stadio del ghiaccio, pista da bob, policlinico olimpico, villaggio olimpico, ospedale di Belluno come ospedale olimpico e ospedale di Treviso come altro ospedale appunto olimpico. Quindi è una macchina anche questa che ha già fatto il suo rodaggio, che è pronta, è prontissima a sviluppare i suoi interventi e che coinvolge in questo mese di Olimpiadi e Paralimpiadi 1000 professionisti che arrivano da tutto quanto il Veneto. Da Treviso intanto IARIX, centro di competenza per la cybersecurity, in tema di Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 informa di una campagna di minacce cibernetiche riconducibile al gruppo NoName. Il nostro team di Cyber Threat Intelligence ha individuato una nuova minaccia che arriva dal noto gruppo filorusso NoName. Il gruppo NoName ha dichiarato sui suoi canali di comunicazione tipo Telegram che effettuerà una serie di attacchi chiamati tecnicamente DDoS, Denial of Service, verso target italiani collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questo tipo di attacco ricordiamo che puntano a oscurare o a bloccare certi servizi, tipo la raggiungibilità del sito internet stesso. IARIX a questo scopo ha anche diffuso aggiornamenti relativi alla mobilitazione dei membri del collettivo contro tali siti, accompagnati da foto che attestano l'accesso non autorizzato a telecamere di sorveglianza. Se non bastasse, arrivano anche critiche feroci come quelle del New York Times che titola sottolineando che la 25esima edizione dei giochi avrà 8 sedi diverse distribuite su circa 8.500 miglia quadrate del nord Italia, con lunghe distanze, strade strette, collegamenti complessi e nevicate, che per l'autorevole quotidiano statunitense renderanno la logistica un incubo.